Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 1 marzo. Dunque, questo servizio è stato registrato appunto adesso, giovedì sera, quindi viene pubblicato domani mattina. Parliamo del Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che si è risolto in una quarantina di minuti, è iniziato con le comunicazioni del sindaco, dove praticamente il sindaco ha detto i soldoni, a parte un primo intervento che ha parlato del problema della discarica di Val d'Ario, che l'amianto è un po' dappertutto, quindi il costo per quanto riguarda la bonifica sarà molto più elevato, infatti è ferma ormai da oltre un anno, sembra che sia fermo completamente, quindi vedremo quando verrà bonificata, ma questo non è tanto, è una preoccupazione anche del nostro territorio, ma comunque va, diciamo, in carico a più enti, tra cui anche la regione, lo Stato, eccetera, quindi vedremo come va a finire. Ma al netto appunto del problema della discarica, l'ex discarica di Val d'Ario, il sindaco in sostanza ha detto va tutto bene Madama la Marchesa perché abbiamo fatto più delibere dell'anno scorso e ha parlato appunto che il problema è solo un problema personale. E in estrema sintesi, lì poi c'è stato tutti gli interventi dei vari capogruppo dei partiti di opposizione, Lucio Tiozzo del Partito Democratico, Daniele Stecco dei 5 Stelle, Alessandra Penzo di Obiettivo Chioggia e Roberto Rossi. Tralascio il nome della lista cinica, ma l'ho detto lo stesso, la lista cinica, energia cinica, vabbè, ma insomma. E allora Lucio Tiozzo lo ha impallinato perché gli ha detto ma come può parlare, va tutto bene Madama Marchesa se i trasporti pubblici sono nel caos, l'asfaltatura non ce n'è, la Turati è stata fermata, ha fatto l'elenco della spesa di tutte le problematiche in cui l'amministrazione è totalmente incagliata da 100 giorni, 100 giorni che questa amministrazione è incagliata, questa è la realtà di fronte a tutti, è questa. Il Daniele Stecco con la sua solita aplomb in maniera tecnica, è stato anche assessore al bilancio, ha detto anche lui vari interventi, bellissimo intervento dell'Alessandra Penzo che anche lei ha fustigato il sindaco su tutti i vari punti che ha potuto contestare. Nel link, in elenco mettiamo tutti gli interventi che ci sono stati. C'è stato anche Roberto Rossi che vabbè anche lui ha chiesto le dimissioni del sindaco, vabbè insomma così. Quindi c'è una situazione veramente, io dico ormai ho una certa età, insomma ho seguito tante amministrazioni perché la politica l'ho sempre seguita, vi ho raccontato tante volte che alle medie litigavo con la mia insegnante Carla Neri, comunista, e io di destra, voglio dire litigavo con lei terza media, quindi figuratevi se non ho seguito le elezioni di Todaro, poi quelle di Guarnieri. La seconda amministrazione di Guarnieri sono entrato all'opposizione a Forza Italia, con Romano Tiozzo Paggio sempre in Forza Italia, poi sono uscito, Chiesa Azzurra è nata come lista civica, ho seguito l'amministrazione Casson, quella di Ferro, di 5 Stelle, adesso questa, io devo dire la verità, sono sbalordito, non voglio aggiungere altro, spero che il sindaco rifletta, non voglio fare commenti, non voglio fare interventi, ma la città in questo modo, non lo dice il comprato Andrea, insomma è sotto gli occhi di tutti, non può andare avanti in questa situazione. Io spero veramente che il sindaco rifletta perché la responsabilità di tutto quello che sta succedendo è in capo al sindaco. Se qualcuno va in giro a dire colpa di Matteo Penzo, non è vero niente, perché in questa città il primo cittadino è il sindaco e il sindaco ha il diritto e il dovere di decidere. Il sindaco Mauro Melao da 100 giorni non sta decidendo nulla. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.
Un disastro annunciato, così sta venendo definita la nuova invasione di granchi blu che sta cominciando a mostrarsi, stavolta davanti alle nostre coste. Sono i pescatori di seppie che stanno lanciando l'allarme. Le loro barche tornano a riva stracariche del vorace crostaceo e quasi prive di pescato. Ce lo dice Elio Dall'Acqua, rappresentante della cooperativa pescatori clodiense e del consorzio armatori. Gli associati che si rivolgono a lui sono disperati. La quantità di granchi blu quasi maturi è già importante, ma è la quantità di quelli piccoli che sta veramente spaventando. Sono tanti e stanno crescendo e per crescere si ciberanno di tutto quello che capiterà a portata delle loro chele. Si parla di granchi raccolti a 1 miglio come a 4. Da mesi i cogolanti hanno visto il proliferare di esemplari molto giovani in laguna e adesso in laguna. Di pesce se ne vede pochissimo. Dall'Acqua, sentendo la preoccupazione dilagare tra i suoi associati e in generale nella categoria, chiede che venga istituito un tavolo alla ricerca di soluzioni. Sembra che al momento di parole se ne stiano dicendo troppe, ma che di concreto non ci sia nulla. Tante chiacchiere, tanta burocrazia, ma sembra che al momento soluzioni non ce ne siano, si sente tra le voci di corridoio. Una categoria che se soluzioni non se ne trovano è destinata a morire, seguendo la fine che stanno facendo i colleghi polesani, che il problema granchio blu lo hanno avuto lo scorso anno. Dall'Acqua si pone anche un altro problema. A breve inizierà la stagione balneare e la paura è che i settori interessati dal granchio blu saranno 2, oltre alla pesca, il turismo, il settore trainante dell'economia veneta ma anche dell'economia locale. Un disastro annunciato, dicono, a cui i fondi messi a disposizione dell'Europa, nazionali e regionali, non potranno che rappresentare un palliativo che non sarà in grado di far coesistere la fauna lagunare e marina con il granchio blu. Non ne sappiamo le motivazioni, ma nessuno in quest'anno, dall'apparizione massiccia del granchio blu dello scorso anno, sembra aver visto la potenzialità economica di questo crostaceo. Nessuno ha creduto opportuno crearci un indotto attorno, dare vita a un impianto di stoccaggio e lavorazione. Un peccato, vista l'abbondanza della risorsa e la facilità della cattura. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Se il Veneto, nonostante le piogge, non ha subito particolari criticità è grazie anche alle opere che sono state realizzate negli anni dall'attuale governo regionale. In questo contesto, afferma il consigliere regionale PAN, intergruppo Lega Veneta, l'Unione Europea impone di lasciar scorrere i fiumi. È solo grazie alle opere di marginamento e di contenimento che l'amministrazione Zaia ha messo in campo in questi anni che non ci siano stati gli stessi danni che perturbazioni simili hanno provocato in passato, proteggendo territori che sarebbero altrimenti stati a rischio. Importanti gli interventi messi in campo dalla Regione, ma anche tutta l'opera dei consorzi di bonifica che sta permettendo a molti comuni di essere al sicuro. Sono 13 bacini già realizzati, ma altri in corso d'opera. La Regione ha investito circa 3 miliardi e mezzo in euro in opere di difesa idrogeologica, aprendo oltre 2.500 cantieri per opere in difesa del suolo. A questo investimento si aggiungono circa 40 milioni di euro annui investiti in opere di manutenzione. Si tratta di economie che vanno investite nella sicurezza del territorio in caso di precipitazioni intense che a causa del cambiamento climatico sono sempre più frequenti e violente. Si tratta di prevenire e cercare di salvaguardare i comuni, i paesi e le persone che li abitano. Con questi importanti investimenti, con queste opere, l'Europa pensa di lasciar scorrere i fiumi, senza considerare che paesi come l'Italia rischiano di andare sott'acqua, sottolinea PAN. Con l'approvazione della legge per il ripristino della natura, prosegue il consigliere, si impone agli Stati membri di rinaturalizzare almeno il 30% degli habitat. Per l'ennesima volta, conclude PAN, l'Europa dimostra uno scollegamento con le necessità dei territori e non tiene tra l'altro conto della pericolosità del cambiamento climatico.
Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Il consigliere regionale Marco Dolfin, Lega Liga Veneta, si congratula con gli operatori della pesca per il riconoscimento ottenuto dalla vongola lupino di Chioggia, la bevarassa, bibarassa, quella di mare. L'OPB Valvia Veneto, società cooperativa, ha ottenuto la seconda certificazione MSC, certificazione che si ottiene osservando lo standard MSC per la pesca sostenibile se l'attività è ben gestita secondo 3 principi: salute della popolazione ittica, ridotto impatto della pesca e gestione lungimirante della pesca. Si tratta di un'ulteriore certificazione, ricorda il consigliere capo dipartimento pesca, che attesta come la cattura delle vongole avvenga da una popolazione in salute, minimizzando gli impatti sull'ambiente e le altre specie. Il consigliere si congratula con i titolari dell'OPB Valvia Veneto, ricordando le problematiche attuali del settore pesca e gli sforzi dell'onorevole Conte per cercare di tutelare il settore in Europa. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 1 marzo, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.